proprio ansiolitico, che robe brutte, direbbe mia mamma. Porca miseriazza. E che c'ho niente, hanno sti discese qua e purtroppo è così. Cosa vuoi che ti dica? È così, è così, è così. Che esperienze, ragazzo. Comunque è finito, è finito. Cioè, spero, Dio buono, spero. Adesso niente, stiamo fermi qui. Per oggi basta, oggi stiamo qui. Oh, c'era un bar, il wifi di un ristorantino qua in parte, no? Che si chiamava Hotel TLC qualcosa e finiva con Juventus. Ho detto la password quale vuoi che sia? Juventus, infatti va. Sto scaricando a manetta le password offline per l'Albania e anche per la Croazia, Bosnia e tutto, e le mappe offline dappertutto sto scaricando, e sta iniziando a piovere di brutto, ma tanto noi siamo completamente in pianura. Senti come viene giù. Tazzi, raga, abbiamo avuto entrambi il buon senso di fermarci qua. Mamma mia, Italia! Cazzo! Oh, Italia, aspetta, perché prima ero un po' preso. Te l'avevo fatto vedere il rubinetto. Allora, vedi la corriera? È già andato a provarlo Giovanni. Zoom, questo è il niente di zoom che ha la Sony. Lo metto al centro, eccola, proprio in centro, lì c'è un rubinettino che è proprio nella curva. Io spererei, ma sì, devo averlo già detto prima, spero che vada via con la corriera, così mi metto al posto della corriera. Quando ho finito faccio retro e ritorno qua, perché ovviamente prima di fare tutte le salite, no, e riprendere il viaggio, avevamo finito tutta l'acqua, abbiamo svuotato apposta tutta l'acqua, anche se non avevamo niente da lavare, e quindi completamente il serbatoio dell'acqua e anche il boiler, cioè proprio tutto. Oh, sta tornando fuori il sole, guarda che bello, sole e pioggia, attento. Non so se si capisce e non so neanche se si vede la pioggia in video, magari se zoomo, aspetta, vediamo. Non lo so, dal monitorino non si vede la pioggia. C'è proprio sole e la pioggia che viene giù di brutto, c'è tanta pioggia, leggera, diciamo, non la senti sul tetto, ma è tanta. Bello Vittor qua. Mare, acqua e wifi. Stupendo, da foto è che incontro luce, cazzo. Comoda. Sì, ora c'è quello che prova a fare anche il bagno. E guarda, di qua abbiamo anche il ristorantino per stasera. Sì, che dicono sempre che qua con 2 palanche fai l'americano. Quindi probabilmente conviene più andare in ristorante che mangiarsi la roba che avevamo preso al supermercato. Le comiche, praticamente c'era un vecchio che gli ha rubato l'ombrello a Giovanni e Giovanni gli ha urlato dietro, il vecchio ha buttato là l'ombrello e è andato via, ma un vecchio anche col bastone proprio, cioè, quindi buono, cazzo, molto buono. E io mi faccio problemi per ciullargli l'acqua, minimo gli ciullo l'acqua, cazzo. Oddio, e pecore fuori a casa, guarda, anche lavori. Numero 1 sta roba. Non, inculagli qualcosa a Giovanni, inculagli lo specchietto, no? Niente, avanti. È perché Giovanni ha tolto tutto l'inculabile da fuori. Allora John, ti dico una cosa, come scaricare le mappe offline da Google Maps? Allora guarda, qua in alto hai 3 fici, no? Le 3 lineette orizzontali, le clicchi, c'hai Offline Maps, ok? Select Your Own Map, questo bottoncino, probabilmente tu ce l'hai in italiano. Dopodiché qua ti selezioni la mappa che vuoi scaricare, tac, e gli dai download, basta, e lei si butta in download.
Buongiorno Italia, c'era il sole, adesso non c'è neanche più, meglio. Anzi no, no. Ciao Italia, ciao amico italiano, tutto bene, piace Albania, bello. Cazzo culo, devo anche girare il camper perché così inclinato non mi va giù l'acqua nelle grigie, no? Ieri sera abbiamo ciulato l'acqua qua davanti, no? Ho detto, peccato non ho fatto neanche il video, è stata bella perché sembravamo la banda Bassotti di notte. Oh, dai. E niente, devo girare il camper perché devo fare la doccia, ovviamente non riparto con l'acqua dentro, quindi cioè Shingano praticamente si fa le docce in base al quantitativo di acqua che deve svuotare, no? Tutto inizia in Toscana quella volta con, con le prime salite. Ecco la toppa locale mattutina. Salire qua sotto casa mia, ma non si può. Oh, 7:30, già svegli tutti e due. Allora io adesso mi metto a fianco al Giovanni, gli spiego, metà di culo, e lì nella curva lì è dove avevamo ciulato l'acqua, ma mi pare ti avevo già fatto vedere, sì, ecco la macchina mi ha coperto, mi ha rovinato le riprese, devo buttare via la pellicola, rifar tutto, ripagare l'albergo agli attori, che erano questi qua che arrivavano dopo. No, annullate tutto ragazzi, niente, no, si rifà la scena. Bellissimo, praticamente il cameriere deve attraversare la strada per portare la roba ai tavolini qua dove c'è la gente, no? Molto bello, però bellissimo è sfoggiare il pigiama in Albania, quelli sono 30 punti singani. Ok Italia, ripartiamo, torniamo indietro, ci facciamo 100 km praticamente per prendere la strada che porta da Girocastro, che è quella interna, hai capito? Quindi senza quelle ripidità estreme che adesso che era asciutto magari potevamo anche fare, però ormai no, basta. Ecco, con un camper così da scale facevi come ridere. Ciao amico, vedi, salutano tutti. Signore mucche, buongiorno. No, questo è un turello. Oh, non è mica attraversare adesso, turello, ti aspetti 2 secondi. Che bello quel torello. Qua vediamo. Rimozione frane. 100 km in più, ma li faccio volentieri ragazzi, li faccio veramente volentieri, in modo da fare strade più tranquille. Cioè tranquille, no, sicure, non è questione di tranquillo, perché io anche mi diverto a fare le cose un po' estreme, un po' off-road eccetera, ma quando veramente rischi il camper, perché la vita no, cioè vedi il camper inizia ad andare indietro, vabbè, ti butti fuori dalla cabina, no? Cioè tanto andrai indietro i 5 all'ora, non è che succede chissà cosa. Però cioè, perdi il camper, io perdo tutto, perdo la casa, perdo il mezzo di trasporto, la bici, la roba che c'è dentro, scherziamo? Io, uccia capretta, e l'agnellino anche, cari, i bikers. Tazzi sono passati giusto in tempo perché sennò dopo arrivava in moto, si occupava le cavarette e si occupavano le moto. Che strano, cioè che passi e la gente anche molto anziana che ti saluta, ti fa il cenno con la mano. Cioè, molto strana sta roba, no? Fa strano per noi italiani. Paesini tipici. Ah, ma questo paesino, sì, è quello dove la polizia ci aveva portato giù. Porca miseria, via. Scappa Bielo, scappa. Proprio questo, sì, proprio questo, via. Faccio il muso, c'è un muso, fermo là, vai a parcheggiare il muso là e vai via. Vabbè, avanti. Buongiorno Italia, così dovevo darlo il buongiorno Italia, no davanti al baretto, beh insomma dai, eravamo anche in riva al mare, ma questo, cioè riprendilo e rimettilo all'inizio, è questo il buongiorno Italia. E discesa verticale praticamente, buono, vai, Oriotto Giovanni. Uccio ancora caprete, dai, passa capretta, dai, passa, te vuoi passare. Dai. Hanno dovuto anche un attimo in parte qua, tanto che aspettiamo Giovanni che è sempre che si ferma. Porco cane, cosa è? O Italia senza stabilizzatore, perché sennò cava e metti. Albania on the road, bellissimo. Wow, guarda dove singano. Qua c'erano tutte le caprette, poi mi hanno visto e sono andate via. Ho detto va che faccia la... così è, d'altronde, non è che ne posso qualcosa.
Bello, so che magari saranno gli stessi panorami, chissà quanti video, però cioè a viverli è bello bello, soprattutto quando vedi tutte queste montagnone e il mare. Camper Sky, saluta, ciao capo, ha salutato Imer, bello cazzo. E ciucciati, tornando naus, adesso semplicissimo, ma il panorama, ehi là, bello, ah, cazzo figata. Sì ragazzo, discesa, ma guarda qua adesso, dopo bisogna risalire di là, è tutto così, guarda la strada, tutto un sali e scendi, sali e scendi, porca roia. Turisti fai da te, no singano tour, ai, il tornante, ai, tasi che non piove, ai, ben dai. Occhio il musetto. Guarda, non atipica, vedi tu, vestita di nero che appare di andare a un funerale. Pianura ragazzo, che pacchiume, a destra c'era anche un laghettino molto carino, molto bello, e dove c'erano tutte le mucche con un pastore maremmano che gli stava dietro, però non c'era posto per fermarsi. Questo paesino si chiama Mesopotam, ma non credo di essere arrivato in Mesopotamia, che ho sbagliato strada, no? Spero. La pianura e la montagna, e anche qui le stradine sono un po' impegnative, per nulla ripide, però ti buttano da destra e a sinistra, non puoi tenere velocità alte, difatti il limite è sempre 40 all'ora qua. Beh, piacevole la strada per a Girocastro, sei tutto in mezzo a queste vallate, colline, con tutta questa vegetazione, trovi spesso animali, pecore, asinelli, bello, no, tutta pianura, un caso porca troia, qua c'è sempre qualche montagnazza da scalare, porca miseriazza, dai, che te devo dire, la strada è asciutta, quindi andiamo su tranquilli, insomma, dai, alla faccia della pianura, cioè guarda a sinistra dove siamo, sì che la strada è quella, probabilmente per congiungerci abbiamo bisogno di fare sta roba, insomma, va bene, dai, portiamo pazienza e andiamo avanti, dai, via. Comunque secondo me qua come cartelli ripidità si vede che i magazzini avevano solo il 10%, perché ci sono delle discese tranquille tipo questa segnate 10% e salite o discese estreme sempre 10%, tutto 10%, porca troia. Oh, guarda basso, oh bello, molto bello. Praticamente qua quando passano i tir devi un attimo organizzarti perché ci passi a filo, questo culo. Ottimo, inizio già a vederla, ci stiamo collegando alla famosa 404, la vedo estremamente dritta, estremamente pianeggiante, quindi Singano è relativamente molto felice. Che bello! Solo non abbiamo la minima idea, dopo vedremo bene di cosa ci riserverà il Montenegro, la Bosnia, insomma la parte di Croazia, quindi vedremo dopo. Aspetta perché qua ci si passa a filo, se io vado un pelo più a destra vado a cavo giù, quindi andate piano, porca troia, vi vengo addosso che sono grosso, vi incartoccio tutti. Avrò un ricordo bellissimo di queste strade, cioè adesso magari un po' meno, no? Dopo le salite che ho fatto, però no, veramente ho visto di quei spettacoli di panorami indescrivibili. Non lo so in video, secondo me si rendono, perché anche sta qua non è la GoPro, però comunque allontana un po', quindi sminuisce un po', dà più importanza diciamo alla strada, anche perché è abbastanza puntata verso il basso, e meno al resto. Sti guardrail sono fenomenali, un po' tipo roba ancestrale come piace a Singano, no? Ho perso Giovanni, ma Giovanni lo perdo sempre, ormai è prassi, quindi sì, non mi preoccupo neanche, lo aspetto qua e basta. Goduria. Guarda a sinistra i bunker della guerra, hai visto? Che storia, e qua gli hanno costruito la fabbrica proprio appena dietro. Cazzo, corrono un po' come sciocchini qua, c'è limite 60 qua. Noi pranziamo qui in Italia, guarda che posto stupendo, se non l'avessero rovinato quei rifiuti, sono proprio le bestie che fa così, le bestie.